La costanza alla fine paga, anche perché stiamo presentandovi il fresco campione di Europa di lotta a stile libero, Simone Piroddu. Già campione italiano, pluricampione italiano, una tradizione di famiglia. Simone, in tempi non sospetti, qualcuno in questa stanza ti disse persevera perché hai i numeri. Ma sono stato un buon profeta? Finalmente ce l'ho fatta arrivare sul gradino più alto del podio, agli europei. Dopo tanti sacrifici è arrivato il premio. Un premio meritatissimo perché hai lavorato duro in questi anni, fai parte già dell'entourage della nazionale, ma questo titolo sicuramente ti aiuta ad allargare ancora di più i tuoi orizzonti. Ora ci sono altri combattimenti da affrontare, altre crescita, però l'obiettivo è quello, arrivare a fare un'Olimpiade. Certo, non si smette mai di sognare e di avere altri obiettivi. Dopo questo europeo infatti parteciperò ai Giochi europei a Zagabria e successivamente in Bulgaria ai mondiali. La famiglia Piroddu in questo periodo sta tenendo il campo per quanto riguarda la lotta, anche perché da qui a qualche giorno, esattamente venerdì, tua sorella Denise parteciperà agli europei femminili. Sta incominciando a diventare una lotta familiare? Forse un pochino, sì, anche lei sta iniziando a diventare grande, a fare i suoi primi europei e speriamo le sue prime medaglie. Denise, che poi chiaramente è vissuta e cresciuta insieme al fratello. Certo che è un po' particolare questa storia, una tradizione di famiglia che si consolida, Simone. Sì, è una bella cosa, dai tuoi nonni alle tue sorelle e fino ai tuoi figli si spera. Ci fai vedere questa medaglia perché avremo piacere di vederla, dovresti indossarla perché signori questa è la medaglia del campione di Europa Simone Piroddu. Adesso andiamo sul dettaglio. Faenza, quindi hai avuto modo di vedere tanti compagni anche di nazionale ma soprattutto avversari che poi potrai ritrovare sulla tua strada, Simone. Sì, sì, infatti si cerca sempre di studiarli, di ricordarli per un futuro mondiale o europeo. Come fotografo come va? Sto bene, il solito Gianni Solinas che mi fa le foto, e la United, la. A seguire chiaramente quelle sono le fasi del match per studiare gli avversari. Esatto. No, ma il tuo tipo di fotografia, cioè il tuo avversario ormai sanno che insomma, è preferibile evitarti? A me sinceramente non cambia. Spero che i miei avversari abbiano paura così per me sia più facile. In bocca al lupo per il prossimo futuro, Simone Piroddu, campione d'Europa. Grazie. Grazie mille ragazzi.